9 euro all'ora lordi sono il minimo per un salario degno di questo nome. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quante volte è stato disatteso l'articolo 36 della Costituzione italiana? Nell'Unione Europea 21 paesi su 27 hanno un salario minimo aggiornato in base all'inflazione. Alleanza Verdi-Sinistra sta raccogliendo firme perché lo abbia anche l'Italia. Noi abbiamo presentato una proposta di legge in Parlamento perché in Italia, dove non c'è questa previsione, non c'è nemmeno la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di affrontare una inflazione galoppante, l'insicurezza sul posto di lavoro e nel posto di lavoro, una precarietà che è davvero vergognosa e che riguarda soprattutto le giovani donne e i giovani uomini. Tra il 2006 e il 2017 la quota dei lavoratori poveri in Italia è passata dal 17 al 22%. Secondo Eurostat, quasi il 12% dei lavoratori riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali. Dal Lido di Venezia, dove è stata lanciata la campagna firma in Veneto, Alleanza Verdi-Sinistra ammonisce. Succede anche nella nostra regione. Ci sono interi settori produttivi nel Veneto che sono inseriti in posizione subalterna nelle catene globali del valore e il tema dunque è quello che in questi settori sono i lavoratori che pagano il prezzo della competitività con una contrazione estrema del costo del lavoro. Non solo, ci sono anche altri settori a basso valore aggiunto, pensiamo ad esempio a tutto il tema della ristorazione, in cui la misura del salario minimo è una misura necessaria e urgente.